Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. I buchi nella fuga di Argentino dopo che ha coltellato a morte Sara, sequestrata alla sua abitazione a Messina. Cortei anche a Palermo, lottiamo perché siano le ultime. Udienza shock al processo per la strage di Altavilla Milicia, il racconto della marescialla che per prima entrò nella villetta. Non dimenticherò mai il volto del bambino. Vino, olio e agrumi tra i prodotti siciliani che potrebbero essere tra i più danneggiati dai dazi imposti da Trump. Bloccati i primi container diretti negli Stati Uniti. Dopo l'attacco di Schifani alla gestione dell'aeroporto di Palermo si dimette l'amministratore delegato GESAP Vito Riggio. Il comitato chiede che Don Murgano, il prete indagato in un processo per abusi, non partecipi ai riti della Settimana Santa. La Sicilia al top fra le mete di Airbnb per il lungo ponte festivo di Pasqua. Si prevede boom di presenze, ma a Catania è slalom fra le discariche di rifiuti. Calcio, Massimino verso il sold out per Catania Avellino, le due squadre in gran salute, Inglese verso la convocazione. I dubbi di Dionisi sulla formazione del Palermo che domenica al Barbera sfiderà il Sassuolo. Va avanti l'indagine sull'omicidio di Sara Campanella, sequestrata a Messina, la casa dove viveva Stefano Argentino, il suo assassino. Oggi l'incarico per l'autopsia. Sentiamo Francesco Triolo. Una fuga immediata, forse non pianificata, forse neanche l'omicidio di Sara Campanella era stato pianificato, ma allora perché aveva portato con sé un coltello o un tagliolino o chissà cosa? Stefano Argentino lunedì sera non si è nemmeno cambiato quando i carabinieri lo hanno catturato nel B&B gestito dalla madre. Aveva addosso ancora il giubbotto sporco di sangue, segnale evidente di come sia fuggito subito verso Noto, senza neanche passare dall'appartamento dove viveva a Messina. Quella casa adesso è sotto sequestro. I carabinieri hanno messo i sigilli che saranno rotti soltanto dai colleghi del RIS, il reparto investigazioni speciali, che lo rivolteranno come un calzino alla ricerca di qualche tassello utile alle indagini che sta conducendo la PM Alice Parialò insieme all'aggiunto Marco Colamonici sotto il coordinamento del procuratore capo Antonio D'Amato. I carabinieri del colonnello Lucio Arcidiacono invece stanno lavorando per mettere a posto tutti i passaggi della fuga del 27enne. Si cerca di capire cosa abbia fatto dopo le 17:24 del pomeriggio del 31 marzo e poi come l'ha uccisa, cosa aveva in mano, un taglierino, un bisturi, un coltello. Si cerca di capire perché il tassello dell'arma è importante per le indagini ed i carabinieri stanno cercando di trovarlo, setacciando decine di luoghi in queste ore. Stefano Argentino su questo punto ha fatto scena muta durante l'interrogatorio di garanzia. Oggi invece verrà eseguita l'autopsia sul corpo di Sara, un atto dovuto e necessario per le indagini per conoscere qualche dettaglio in più, sia sulla ferita mortale che sull'arma del delitto. Fra Messina e Palermo in queste ore manifestazioni e cortei per ricordare la studentessa uccisa. Marco Gullà. Lottiamo perché loro siano le ultime, perché la lotta è sempre, ogni giorno. Noi ora siamo qua, ma domani saremo in un altro posto e domani in un altro, perché noi siamo sempre da qualche parte. Da Palermo a Messina, il filo rosso che purtroppo lega le due città siciliane. A Piazza Pretoria, davanti una delle sedi del comune palermitano, questa mattina studenti, associazioni e liberi cittadini sono tornati a manifestare dopo gli ultimi femminicidi, in particolare quello di Sara Campanella. Lacrime, commozione, dolore. Il patriarcato coinvolge tutti e le donne in questo devono anche purtroppo avere una sfiducia in noi. Assolutamente non è una questione anche di cultura, ma è soprattutto una questione di cultura e di educazione. Voglio decidere io per me, vogliamo essere libere, recitano così alcuni cartelli retti da giovani donne, giovani come Sara, ricordata ieri a Messina da migliaia di persone con una fiaccolata partita dal cortile del rettorato in piazza Pugliatti fino a piazza dell'Unione Europea, sede del municipio. Sara era una studentessa in regola con tutte le materie, aveva
aveva finito il suo percorso, aveva già chiesto la tesi, giovedì pomeriggio era stata in colloquio col suo relatore, quindi avvierò immediatamente l'iter per la laurea alla memoria. Era presente anche la famiglia della studentessa uccisa, nel corteo anche un gruppo di ragazzi e ragazze con uno striscione con la foto di Sara, con la frase presa dal profilo Facebook della ragazza: "Mi amo troppo per stare con chiunque", frase profetica che campeggia anche su alcune pensiline ATM di Messina. Cambiamo argomento, udienza shock ieri al processo per la strage di Altavilla Milice, l'orrore nel racconto della marescialla dei Carabinieri che per prima entrò nella villetta degli esorcismi. Manlio Viola. La tavola apparecchiata con un posto riservato a Gesù, una scritta chiara lo invocava per prendere parte a quel drammatico esorcismo. È stata una udienza forte, carica di pathos, quella tenuta ieri, e finita a tarda ora davanti alla Corte d'Assise di Termini Imerese nel processo per la strage di Altavilla Milice. Non dimenticherò mai il volto di quel bambino, ha detto la marescialla dei Carabinieri che per prima entrò nella Villa degli Orrori un anno fa. La donna carabiniere ha ricordato la notte dell'11 febbraio 2024, era da poco passata l'una quando entrò nella villa della famiglia Barreca, dove erano stati uccisi Antonella Salamone e i figli Kevin ed Emanuele. Era arrivata alla sala operativa la telefonata di Giovanni Barreca nella quale confessava di aver sterminato la famiglia. Un'auto dei Carabinieri lo aveva fermato poco dopo a Casteldaccia ed era lui stesso ad accompagnare i militari fino alla villetta degli Orrori. Il cancello era aperto, la marescialla era la prima ad entrare. Nella stanzetta c'era il corpo del piccolo Emanuele, 5 anni, supino, coperto da un telo. Nel soggiorno il cadavere di Kevin, 16 anni. In un'altra stanzetta invece dormiva la figlia, allora 17enne di Barreca, oggi condannata dal Tribunale dei minori quale complice di quei delitti. Immagini che rimangono indelebili nella mente della donna carabiniere. Nell'udienza di ieri è toccato anche ai medici legali Davide Albano e Mario Spanò raccontare le tracce delle sevizie sui corpi delle vittime. Secondo quanto da loro accertato e in base alle testimonianze raccolte, la prima a morire sarebbe stata la mamma Antonella Salamone tra il 6 e il 7 febbraio. Poco dopo, tra il 7 e il 9 febbraio, sarebbe morto il piccolo Emanuele. Infine, tra il 9 e il 10 febbraio, sarebbe stato ucciso Kevin. Un orrore infinito. Vino, olio, agrumi, fra i prodotti siciliani che potrebbero essere più danneggiati dai dazi imposti da Trump. Sentiamo Adelaide Barbagallo. L'effetto dazi imposti da Trump in poche ore si è abbattuto come uno tsunami in Sicilia. Un esempio per tutti. Il primo immediato effetto che le cantine Tornatore hanno registrato è stato il blocco di un container con circa 30.000 bottiglie di vino da parte del loro importatore in America. Erano già tutte confezionate per il mercato americano, già difficile di suo. Quindi il fatto che si siano aggiunti questi dazi del 20% in una situazione già complessa di suo ci preoccupano poco. I ristoratori americani devono far fronte a elevati costi di gestione e cercano di recuperare aumentando nel menù il prezzo del vino. Una bottiglia da $10 la offrono ai clienti anche a 90. Ora, con il 20% dei dazi, la questione si complica molto. Anche un altro settore in cui l'economia siciliana è forte, l'agrumicoltura, subirà una batosta, soprattutto sul fronte dei succhi di frutta, gli amari e le cosiddette bevande spiritose. Dobbiamo rispondere con intelligenza, ma dobbiamo rispondere per esempio con tasse sulle big tech, non dobbiamo dividerci e la risposta deve essere europea. E inoltre è fondamentale che non venga discusso o rimesso in discussione il ruolo delle indicazioni geografiche protette. Secondo alcune proiezioni, i dazi colpiranno almeno il 10% di tutto l'export siciliano, che era in crescita. Inevitabili le ripercussioni non solo economiche ma anche occupazionali. Da qui la necessità di aprire a nuovi mercati, tra questi Cina e India. Dopo l'attacco di Schifani alla gestione della GESAP si dimette l'amministratore delegato della società che gestisce lo scalo palermitano, Vito Riggio. Sentiamo Desiree Ferlito. Il Presidente Schifani considera che non c'è sufficiente o addirittura non c'è del tutto visione strategica da parte della governance della GESAP. Considero questo giudizio del tutto improprio, sbagliato, infondato, ma per quanto mi riguarda ovviamente io mi appresto a proporre le mie dimissioni, non più questa volta solo da amministratore delegato ma anche da consigliere d'amministrazione, ringraziando il sindaco e il Presidente della Regione perché mi hanno consentito di fare qualcosa per una città difficile come Palermo.
Saluta, ringrazia e si dimette Vito Riggio, amministratore delegato per la GESAP, società di gestione dell'aeroporto di Palermo, dopo le dichiarazioni del presidente della regione Schifani, in cui lamenta la mancanza di visione strategica da parte della governance di GESAP. Il governatore ha evidenziato la necessità di potenziare i collegamenti aerei e incentivare i flussi turistici all'interno di una strategia complessiva di sviluppo di tutta la Sicilia. Da qui la volontà di mettere in campo un'azione decisa per favorire un necessario quanto urgente rinnovamento della GESAP. Schifani ha anche auspicato una guida all'altezza delle sfide che il nuovo contesto economico internazionale impone, a cominciare dal processo di privatizzazione sul modello dell'aeroporto di Catania. Immediata la replica di Riggio. Non capisco perché dopo 2 milioni di passeggeri in più e dopo una richiesta di ritorno che qualche mese fa mi è stata fatta personalmente da lui pubblicamente, ha cambiato opinione. Riggio, che nell'ottobre scorso si era già dimesso da amministratore delegato, esclude di poterci ripensare. A Palermo un autista del 118 è stato picchiato in ambulanza dallo stesso paziente che aveva soccorso poco prima a causa di una caduta. È dovuta intervenire un'altra ambulanza per soccorrere i colleghi. Il soccorritore ha riportato una ferita al volto e la frattura di un dito. Siamo stanchi di subire queste aggressioni, dicono gli operatori del 118. Ed è polemica ad Enna sulla presenza di Don Murgano alla presentazione dei riti della Settimana Santa. Il movimento Non accetto prediche da chi copre un abuso chiede l'esclusione del sacerdote imputato nell'ambito del processo su abusi. Gerri Italia. A Enna la tradizione religiosa della Settimana Santa si intreccia con una polemica dai toni duri. Al centro dello scontro la partecipazione di Monsignor Vincenzo Murgano, parroco della Chiesa Madre, alla presentazione ufficiale dei riti della Settimana Santa. Un evento previsto per venerdì sera nella chiesa di San Michele, ma già segnato dalla contestazione pubblica del movimento Non accetto prediche da chi copre un abuso. Secondo i suoi componenti la presenza del sacerdote sarebbe inaccettabile. Murgano infatti è imputato per falsa testimonianza nel processo a Don Giuseppe Rugolo, il sacerdote condannato per abusi sessuali su minori a 4 anni e mezzo di carcere. Nel mirino anche il sindaco ennese Maurizio Di Pietro e l'assessore al turismo Mirko Milano, entrambi attesi all'iniziativa. Rei, secondo il comitato, di aver scelto come simbolo cittadino chi è sotto processo per un reato gravissimo. Siamo veramente addolorati come fedeli e come cittadini nel vedere come non solo le gerarchie ecclesiastiche ma anche le autorità civili e militari rimangano indifferenti davanti allo scandalo di scegliere come rappresentante del sentimento religioso della comunità ennese, in un momento tanto importante come la Settimana Santa, un sacerdote che è indagato per falsa testimonianza. E il movimento definisce imbarazzante anche l'eventuale partecipazione alla processione delle forze dell'ordine, coordinate proprio da quella procura che ha firmato l'imputazione. Vogliamo ancora credere che possa esistere una Chiesa onesta, coerente, che dia testimonianza, che sia, rimanga, risieda nella verità. E siamo certi che sono tanti i fedeli che sentono lo stesso identico desiderio. Una polemica che agita la vigilia della Settimana Santa e spacca l'opinione pubblica tra fede, tradizione e legalità. E gli avvocati di Don Murgano in un comunicato respingono le critiche parlando di processo mediatico e ribadiscono la presunzione di innocenza, sottolineando che non esiste alcun ostacolo giuridico-morale alla partecipazione del sacerdote ai riti pasquali. Un gioielliere è rimasto ferito in maniera non grave alla testa durante una rapina nel suo negozio di Belpasso, nel Catanese. Alcuni banditi col volto coperto hanno fatto irruzione minacciandolo. Lui ha reagito e sarebbe stato aggredito e colpito, forse con il calcio della pistola alla testa. I malviventi sono poi fuggiti con il bottino. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco per parlare delle imminenti vacanze di Pasqua. Si avvicina la Pasqua e la Sicilia risulta al top fra le mete per questo lungo ponte festivo. Where are you from? Lake Charles, Louisiana. Polonia. Catania si prepara al boom turistico del Super Ponte di Pasqua e lo fa scaldando i motori della ristorazione, della ricettività alberghiera e dei percorsi culturali. I numeri sono tanti e vanno solo crescendo. Penso ci sarà un bel movimento, anche per come si può vedere c'è il turismo a Catania, è tutto l'anno, ma già da qualche settimana è partito molto prima quest'anno. Nel centro storico la vita dei catanesi ormai si mescola ben volentieri alle passeggiate dei turisti con
con il naso all'insù e la macchina fotografica pronta a scattare. Alle 11:30 del mattino già i turisti sono seduti e al tavolo c'è spritz, granita, birre, panino con carne di cavallo e caffè americano. Secondo i numeri di Hub Etnea, Pasqua 2025 farà registrare un più 20% di prenotazioni rispetto all'anno scorso. Il 45% del budget dei turisti sarà dedicato al pernottamento, mentre il 55% sarà speso sul territorio. Come? Gustando tutte le prelibatezze locali. Seafood, arancino. Ci hanno chiesto di consigliare loro qual è il cibo migliore qui a Catania, quindi stanno prendendo appunti. Allora, granita, arancino e calamari. E la Sicilia si conferma patria del turismo lento, più giorni di permanenza, ritmi più rilassati e meno mordi e fuggi. I will stay in Catania another couple of days. 5 days. L'isola infatti è nella top 3 delle mete 2025 Airbnb per la Pasqua di quest'anno, dati confermati dalle stime dell'aeroporto di Palermo. Dal 18 al 22 aprile 2025 sono attesi al Falcone Borsellino 137.000 passeggeri, più 15% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ma nelle inquadrature dei turisti a Catania purtroppo spesso finiscono anche montagne di rifiuti. Sentiamo Tonino De Mana. Noi guide turistiche facciamo veramente fatica a spiegare tutto questo ai nostri turisti. È un misto di disperazione ed esasperazione lo sfogo di Ivan Nicosia, di professione guida turistica in una città, Catania, dove la spazzatura ricopre ogni cosa, facendo passare in secondo piano persino la bellezza dei luoghi. Vi proponiamo 2 esempi: la montagna di sacchetti di vario colore e grandezza con sullo sfondo la cupola di San Nicolò l'Arena e l'immondizia riversata davanti alla Torre del Vescovo, quasi un monumento al degrado. Per raggiungere siti storici ed artistici, per esempio il Monastero dei Benedettini, è facile imbattersi in microdiscariche che offendono la dignità di tutti e mortificano gli sforzi dell'amministrazione comunale. Sono tante le segnalazioni che arrivano alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005 e le immagini che vedete riguardano la via Osservatorio, trasformata in un deposito di arredi in disuso. E non distante da Sant'Agata la Vetere, in via Plebiscito, si scorge anche un bel materasso adagiato lì da diversi giorni. Faccio soprattutto un appello ai miei concittadini: cerchiamo di mostrare un pochino più d'amore per la nostra città, perché è veramente disdicevole la condizione in cui versano certi quartieri di Catania, certi angoli della città, la cura del verde, e per noi che facciamo il lavoro di guide diventa impossibile giustificare queste inciviltà che hanno molti dei nostri concittadini. Quindi cerchiamo di mostrare un po' di più d'amore per la nostra città. Chi soprattutto è devoto di Sant'Agata vorrebbe una città pulita. Le vacanze pasquali porteranno in città migliaia di turisti, non è certo un bel biglietto da visita. In queste ore i disagi a Catania potrebbero aumentare nella raccolta dei rifiuti a causa dei forti rallentamenti registrati nel conferimento nella discarica della Sicola Trasporti. Come vedete in questo video, per ore tutti gli autocompattatori carichi di rifiuti sono rimasti in coda in attesa di poter scaricare, impedendo così di concludere correttamente il servizio. La polizia ha arrestato un lavavetri nigeriano che molestava gli automobilisti fermi al semaforo di via Loreto ad Acireale, chiedendo denaro con particolare insistenza. L'uomo ha mostrato segni di insofferenza nei confronti dei poliziotti che volevano bloccarlo e ha fatto cadere per terra gli agenti che volevano portarlo in commissariato perché il suo permesso di soggiorno risultava scaduto. Il dialetto siciliano arriva anche nelle scuole per non disperdere la cultura e la lingua nostrana. Veronica Barbarino. Scrigno di culture e lingue che hanno dominato l'isola nel tempo, il dialetto siciliano è un patrimonio di storia che non si può disperdere nel tempo. Nonostante lo si parli spesso tra le mura domestiche o tra amici, lo si ritrovi fuso all'italiano in libri d'autore come Camilleri o al cinema, secondo l'assessore regionale all'istruzione Turano, introdurlo nei percorsi di studio crea consapevolezza culturale tra le nuove generazioni. La regione quindi rifinanzia per il 2° anno il progetto Non Solo Mizzica, con cui le scuole aderenti portano tra i banchi la sicilianità e l'iniziativa viene ben accolta dai cittadini. Io sono una mamma di 2 bimbi che frequentano la scuola
e penso sia un'iniziativa lodevole perché anche le nuove generazioni devono conoscere le radici del proprio territorio e della propria terra. Ci sono molti dialetti in tutta Italia che sono esaltati, il dialetto fiorentino, invece quello siciliano è visto sempre in maniera un po' negativa, quindi io sono assolutamente d'accordo, è giusto ricordare le proprie origini, le proprie radici. Per garantire che la ricchezza della lingua siciliana continui a vivere, già in alcune scuole, come nel ragusano Istituto Comprensivo Palazzello Vanantò, si studia la tradizione. La nostra scuola organizza diverse attività sia curriculari che extracurriculari che sono dedicate proprio al recupero del dialetto. Un concorso molto importante che organizziamo ogni anno è quello dedicato a Vanantò, che ha scritto tante opere sia in dialetto che in lingua italiana, e proprio per onorare questo letterato viene fatto un percorso di recupero e di valorizzazione del dialetto. La scuola quindi diventa formatrice di identità siciliana, perché non c'è futuro senza memoria né progresso senza radici. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva, perché Catania e Palermo domenica sono attese da sfide importanti. Siamo al calcio, Massimino verso il sold out per Catania Avellino, rossazzurri e Irpini in gran salute, alta la posta in palio. Tonino De Mama. Restano poco più di 2000 biglietti che probabilmente verranno venduti, portando il Massimino verso il sold out. Catania Avellino avrà una degna cornice di pubblico per una sfida che mette di fronte due squadre in gran forma e con il vento in poppa, per obiettivi diversi. Gli irpini veleggiano in testa alla classifica con 2 lunghezze di vantaggio sul Cerignola, impegnato a cava dei Tirreni. Gli etnei sono risaliti fino al quinto posto e magari fanno un pensierino al quarto con il Crotone, distante 4 punti. A 4 turni dalla fine, 3 per il Catania che dovrà fermarsi per l'esclusione del Taranto, ogni punto sarà fondamentale. D'ora in poi ogni errore verrà pagato a caro prezzo, quindi nessuno vuole lasciare nulla al caso. Allenamenti blindati per il Catania con Mimmo Toscano che mette sotto torchio il gruppo, tenendo tutti sulla corda. In difesa possibile riconferma per Celli, reparto arretrato che potrà contare sul rientro di Di Gennaro che ha scontato un turno di squalifica. Possibile convocazione per Inglese, fermo per infortunio dal 16 febbraio scorso ed ormai pienamente recuperato. Il bomber pugliese è apparso di buon umore, ma ovviamente dovrà essere gestito per evitare fastidiose ricadute, un ragionamento che andrà fatto in ottica playoff. L'ultima parola spetterà a Mimmo Toscano, che aspetterà ed osserverà le ultime sedute prima di prendere una decisione. E dopo il TG ritorna a Preview. Catania Avellino sarà al centro della trasmissione condotta da Marco Carli, con le ultime news in casa rossa-azzurra Irpina, oltre all'analisi tattica. Nella seconda parte della trasmissione ospite in studio il presidente del comitato regionale della FIGC, Sandro Morgana. Con lui si parlerà del torneo delle regioni ospitato dalla Sicilia e dello stato di salute del calcio isolano. Intanto il Palermo si prepara alla sfida di domenica al Barbera contro il Sassuolo. Dionisi ha ancora qualche dubbio di formazione. Marco Gullà. Il Sassuolo è virtualmente in Serie A e domenica arriverà al Barbera per chiudere i conti e stappare la bottiglia di champagne. Di fronte ci sarà un Palermo che però vuole stupire e tornare definitivamente in careggiata per posizioni di prestigio, soprattutto dopo la vittoria della Recchi. Saranno ore piene di dubbi per Alessio Dionisi, quelle che precederanno la partita contro i neroverdi. L'allenatore ha abbondanza a centrocampo e dovrà decidere se rinnovare la fiducia a Segre, dando continuità alla vittoria contro la Salernitana, o tornare a schierare Verre, che rientra dalla squalifica. Pierozzi è recuperato, sta bene, giocherà sulla destra. Di Francesco è ancora out, sulla sinistra quindi conferma per Lund. Il Sassuolo in 31 partite ha realizzato 67 gol, prova di estrema difficoltà quindi per la difesa rosanero. Rispetto al match dell'andata, il Palermo potrà contare su Magnani, che dal suo arrivo ha migliorato sicuramente le prestazioni del reparto difensivo. I tifosi ci credono, ottima prevendita, si va oltre i 25.000 al Barbera. È tutto per questa edizione, vi lascio adesso a Preview. L'informazione torna come sempre alle 19. A tutti un buon pomeriggio.